Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Dopo il maltempo che interesserà venerdì con la prima neve sulle zone montuose anche a quote basse, specialmente sul nord-ovest, la situazione è destinata parzialmente a migliorare nel corso del fine settimana. Per capire cosa accadrà mi avvarrò ad una mappa in quota circa 5.500 metri che ci fa vedere la distribuzione dell'instabilità con i colori in rosso. Potete notare come una palla rotonda con i colori in rosso spostata verso la Spagna. In effetti il maltempo si dirigerà verso quelle zone, anche se qualche influenza potrebbe esserci ancora sul nostro territorio. Facendo un flash per quanto riguarda il nord-est, possiamo dire che sabato e domenica saranno due buone giornate, sole in particolare sabato, domenica tempo buono con temperature frizzanti al mattino, mentre dalla sera arriveranno nuove nubi. Possiamo dire dunque che il weekend passerà abbastanza tranquillamente, a parte le zone che abbiamo detto, temperature che saranno in calo per l'ingresso di aria più fredda, anche se nuova aria fredda potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un buon weekend e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.